Euroregione.news. Cucina delle navi, anche l'oca va in crociera. Al Museo Civico a San Martino di Codroipo una serata dedicata alla cucina delle navi da crociera, ai cuochi di bordo, alla vita e al diario di bordo. Tra gli ospiti del maestro di cucina Germano Pontoni, il commendatore Alfredo Marzi e l'assessore alla cultura di Codroipo Tiziana Cividini. Ringrazio veramente Germano Pontoni e tutti coloro che hanno partecipato a questa serata estremamente interessante che si inserisce nel ciclo degli eventi promossi grazie all'Orto della Cultura, grazie all'Associazione Culturale Quattro Stagioni e ovviamente l'assessorato alla cultura, dedicata all'arte culinaria, alla cucina, alla cultura che attraverso la cucina, la gastronomia e tutto il mondo che ruota intorno ad esse si può promuovere e che diventa nello stesso tempo promozione del nostro territorio. E questa sera in particolare c'è stata poi una chicca, nel senso che il commendatore Marzi ha donato al museo delle carrozze, in particolare alla sezione che ospita reperti relativi alle cucine sulle navi da crociera, ha donato, dicevo, alcune cocotte, alcune pentole che facevano parte del servizio della cucina del transatlantico Rex, mitico transatlantico che venne abbattuto durante la seconda guerra mondiale, e quindi abbiamo alcuni oggetti che fanno veramente parte della storia della cucina, ma anche della storia della navigazione, delle grandi navi che hanno reso celebre l'Italia fin appunto dalla prima metà del Novecento. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.